una manifestazione condivisa perché al centro di tutto c'è la solidarietà. Passione, solidarietà, pensare sempre al prossimo sono principi fondamentali della nuova società del calcio. Il nostro presidente Pelligra ci tiene tantissimo, io spero tanto che lui ci può essere anche per questa partita e noi ci siamo a fianco di iniziative che rispecchiano anche i nostri principi. Sì, Vice Presidente, è chiaro che questa è una manifestazione molto importante che sicuramente racchiude i valori del Catania ed è un momento anche importante di sport per la città, no? Sì, spero che è una bellissima giornata, vedere il Massimino pieno di gente che ha in comune questi valori, questa voglia di pensare anche al prossimo e creare una bellissima giornata dove possiamo stare insieme a vedere una partita di calcio e stare insieme. Una domanda. Quest'anno siamo alla 15ª edizione, Covid incluso. Come piacerebbe a lei dare maggior impronta a questa manifestazione? C'è un qualcosa di suo all'interno di essa? Come rappresentante del club di calcio posso solo far capire che questo evento sposa tante caratteristiche della nuova società, pensando sempre al prossimo, cercando di fare le cose sempre con grande passione e di riportare anche a risalto una città che ha voglia di riscatto. Grazie. È un momento davvero molto importante questo per la vita del Catania SSD, con la solidarietà ancora una volta del Catania, lei con scendete in campo per veicolare anche un cambiamento sociale per i giovani. Senza dubbio, noi vogliamo essere di esempio per poi portare avanti un'idea, bisogna avere il coraggio di mettersi in prima persona e di comportarsi e fare in un certo modo, perché non diventano solo delle parole, sono dei fatti. Ma quando sono qua a Catania insieme allo staff abbiamo sempre cercato di essere disponibili dove c'era un'iniziativa che sposava i valori del club. È una cosa che noi ci teniamo per come siamo fatti come persone, non per dare un contentino a qualcuno perché pensa no, che noi abbiamo bisogno di farlo per altri motivi, ma nasce dal sano principio che vogliamo dare gioia, dare emozioni e dare anche un esempio di come si può fare e fatto in quel modo si può avere successo.